Buongiorno. Io sono Alessandro. Io sono Andrea. Vai. Io sono Andrea. Io sono Alessandro. Io sono Lina, sono na Sociedade Civilis e sono sposata cá em Frejós. C'è ti visito dei momenti di giornate che hanno preceduto il terremoto? Vi erano state premonizioni, per esempio il comportamento strano degli animali? Sì, erano vorrecchiali e io gli animali erano normali, con tanti altri sono scontati un po' stranamente. Però l'unica roba come visi che se io mi sentivo partiare o mi sentivo come che fosse elettrico, come che fosse, mi sentivo un po' bene sentata partiare. L'unica roba come visi che dopo hai potuto sperimentare forse veramente che, ma non sai. Ecco, era l'unica roba pesantemente strana che ho sentito prima, che si steve probabilmente esattamente tanti altri. Ecco. Dove eri tu con la terra attaccata a tremare? Con cui eri tu e che facevi tu? Allora dopo cene è venuto un parente che a Tanus, tanto che giravi la macchina da Cortile, ho sentito una alla ditta che so di chiedere era stato un call e non vi pensate a macchine che giravano. A un certo punto all'estate una roba che non si è capito poi noi ne sono, e si era tutti che si sburtavano in tutti i bandi di destra e sinistra, tutto per parte, era una roba strana che non si arrivava a capire se era. Si stava ieri due a Cortile e pensando, io la prima roba ho pensato che era scoppiata l'oliodotto perché cosa era passare dal Friuli, ho veduto tutte le fiamme io per il Friuli, che in questa sera io mi chiamavo qua per il luce di lavoro e la chiesa che aveva i Cassivilis e dunque sul momento mi pensavo di vedere, era poi un terremoto e allora mi ho cominciato a pensare al terremoto, però io mi passato un po' di minuti dopo finito, con gli talmente fu di chiaro. E dopo lì ognuno ha cominciato a pensare, oddio mi frosso, oddio la mia chiesa, oddio io, ho cominciato a fare le macchine e a soccorrere tutti gli famiglie che vengono stati a chiesa, chi altri si parenti. E io per qua, se mi l'anno se ne va passato, che avevo rosto, che avevo tutti, insomma, ho due fuochi chiaffi, insomma, non si rende neanche conto di cosa ecco. E se le rende avanti, lì dopo si inchiattazza iesi a manco due sangs, non resto su noi, si è tutto un fracassato tutto, rotto, fu pardotto. Però manco se si inchiattazza, ecco, durante la notte, c'è un c'è che l'altro. Ecco. Se si riunisce tutto in campo e là abbiamo stato tutti insieme. Se mi aveva veramente, io pensavo veramente anche a profezie dei vecchi, si diceva che è la fine del mondo, ecco. In quel momento proprio vi pensavo anche a quello. Non sapeva neanche di se, insomma, così, ecco. A manco a me mi appare così, dopo io magari penso che vedere tirata insomma dopo che provava che sentiva il suo robe secco. Ci tu provato le prime scosse, ci tu fatto e ci tu veduto? Come poi dite, avevo veduto fuoco e ho provato come non sapevo se lo provavo perché non arrivavo a capire niente. E come poi dite, ho pensato che fosse scoppiata che dopo con che sfugo, con queste robe, se uno ha cominciato il terremoto, allora le si riducono per il terremoto, però non gli è neanche in uso di ragionare in quel momento lì, ecco. Si portava fuori frosso, si vedeva se si è dolce, là si chiattava tutto al cortile, non si sapeva che si era via fuori, insomma era una grande confusione, ecco. Come ti sei organizzato il pegnò? Cui hai chiattato? Cui hai aiutato o cui ti hai aiutato? Non si è organizzato niente, perché ho sentito che si è detto un chiamo, non si sa, manco io non sai se molto. E lì si era detto che si aiutava, si domandava se si stava, se aveva bisogno di altro. E si era detto un'inizia che stiamo, e si chiamava, si vedeva che si è detto ognuno a servire i suoi, insomma si era detto stupidizzi lì. Come io, già ero stupidita, con spavento. Io sai, non è che tutti non hanno aiutato. E non sai niente. Io ero in grado di aiutare poco, ecco. Se poi io poi ero a pensare, non mi avere che smono che fuoco di notte. E ero tutti insieme, froso, due, famiglie, insomma, tutti insieme là, da che stiamo. Dove vedete le macchine, sono, si devono copiare, si aiutava così, ecco. La notte passare così. Un po' preato, un po' che si fevelava di tutto.
e si teneva sul morale perché si poteva che era più forte, che era più debole così. Cimut e là ha vissuto l'estate del 76. L'estate dopo stava un po' con questa mese, un po' si stava tenendo tempo, ma era ploe e umido, pardon, allora ho pensato di avere la porta, stare in casa, piuttosto che immalarsi di umidità e di tutto, si sono adattati con i frutti un po' partire di una stanza, e tutti lì, prendendo di mangiare, porte senza niente, e ho visto tutta l'estate così. Però in principio hanno avuto gli stand, le cose state là tornando, e sono stati tanti aiutando già la prima sera, a Binoro vengono aiuti, e che mi ha commovuto perché è venuto un elicottero, non si è portato robe di mangiare, non mi visita, non si hanno portato medicine in grande parte, non si hanno tenuti tranquilli, e dopo gruppi di giovani, volontari, spodini bande, una roba indescrivibile di Dio, dolce che è stata fatta, di prima notte in su. Ecco. E rianimazione per i frus, maestrini, e giovani, di tutti, insomma, pestiasi, non sanno sollevato tutta l'estate, ecco. Anche forse poi di tutta l'estate, ecco, di tutto, ecco. Anche pestiasi, niente tanto la sera, venire. La chiesa era in pins? E la mia era tutta spaccata, ma in pins, grazie a Dio, perché era in modo e lei, di cui era staio. E dunque noi non abbiamo neanche quel problema, si deve partire, ecco. Ho avuto la grazia, anche manco che. Ecco. Perché ti visito dal lavoro dei volontari? Oddio, robe straordinarie schifose, perché non sai, vuole bene, se o nel momento non sentivi o percepivi di più perché avevi bisogno, tante bisogno di tutto, ma proprio pensi che in come che volte non sai se di oltre che l'amore, ho sentito la fraternità dei poi di fratelli. Perché fra fratelli anche si parla, se non si sente, perché si insieme, si sa come succede a me. Ma chi sfrozza, queste persone si sentivano se ti devi un aiuto così grande a me, ecco. Che mi visio, perché tra che non stai neanche tan bene, e dunque ho sentito un amore grande, queste qualsiasi persone che venivano, si sentiva che portavi queste forze in casa, ecco, dell'andevante di tutto. Che non si arriva a desmentare, manco io come non sai lì che sono, non sai qui che ieri, non sai qui vai davanti a voi come persone, ma io vorrei nome di grazia a tutti, ecco, anche non sai lì che sono, anche per i frutti, qui che altri, perché i frutti erano con chi si è meglio i frati, ecco. Buon, grazie. Mandi, grazie a voi altri.